Il colore sì, vale la pena di dire due parole perché davvero è luminosissimo soprattutto, quindi sinonimo del fatto che ha una grande freschezza e acidità. Questo è un tratto saliente, caratteristico del Riesling, è quello che gli permette di sfidare il tempo con questa grazia, perché è un vino anche tanto tanto elegante e raffinato. Poi la cosa che colpisce sia nel calice che poi all'assaggio è il grande impatto aromatico. È un vino, come dicevo prima, caleidoscopico, perché ci puoi stare veramente tanto tempo a soffermarti per ricercare tanti descrittori, e la cosa che colpisce di più senz'altro è questa tonalità un po' particolare che è quella degli idrocarburi. Non è un sentore, un aroma che si ritrova in tantissimi vini, sua peculiarità è proprio questa, però la acquisisce nel corso del tempo. E quindi questo valore dell'anno è importante. È ancora un giovanotto, Ancora in giovanotto? realtà, perché sì, ha ancora tantissima freschezza, Sì. e poi ha questa rotondità all'assaggio, ha un aspetto molto vellutato. No, questa è un'altra caratteristica del Riesling. Infatti negli abbinamenti si presta molto anche a diciamo cibi o pesci affumicati o anche leggermente speziati. Perché tu, Fabio, qui hai anche una proposta culinaria, vero? Perché in qualche modo Abbiamo degli spunciotti, come li chiamiamo Alla noi. veneta? Alla veneta seguiamo un po' le proposte di stagione, quindi in questo periodo ci può essere la zucca, ci possono essere i funghi. seguite un po' la stagionalità, insomma, appunto di quella stagione che in qualche modo adesso stiamo iniziando. L'autunno non è ancora forse ufficialmente arrivato, però A dire il vero sì, l'equinozio è proprio oggi. Oggi? L'autunno, sì, Ma quindi ragazzi, prendiamo anche l'equinozio. all'equinozio E comunque sì, insomma, tengo anche a dire che loro sono bravi perché questi spunciotti li fanno tutti al momento. Quindi Cecchetto la veneziana mi ha fatto tutto espresso. cibo preparato espresso, eccetera. Questa è Quindi una bella cosa. è utilissimo per quei turisti che vengono qui e che in qualche modo vogliono magari completare il loro viaggio nel delta, però una piccola pausa, esatto, ci vuole dopo la mostra sicuramente. Un bel aperitivo e anche un bel momento per fare, insomma, dare un'occhiata, fare due passi qua dentro, guardare anche tra gli scaffali, perché ci si può portare a casa anche un ricordo, no? O magari un vino si può anche assaggiare e poi acquistare. Sì, è bello questo perché uno può prendersi un bicchiere e poi se è confermata la positività può comprare la bottiglia.